clima anche familiare fra di noi, possiamo anche sgridarci, ma possiamo anche applaudirci, possiamo anche ringraziarci, e io sono qui per ringraziare soprattutto, perché sono molto contento e soddisfatto con questa ultima lezione della professoressa, della nostra amica Bizio Crivellari, che termina le sue 3 lezioni. Tutto è un trionfo, non devo dirlo io, lo dite voi con la vostra presenza, ed è l'ultima parte del progetto Venezie che il professor Manno ha ideato e che ha visto 3 cicli di conferenze sostanzialmente, una fatta da te, Antonio, sì. 3 lezioni, un'altra fatta da Moro, altre 3 lezioni meravigliose, e abbiamo concluso in bellezza con le 3 lezioni alle quali stiamo terminando adesso. E io devo veramente chiedere un applauso per tutte queste 3 conferenze, ma soprattutto per il professor Manno, che è stato l'ideatore di questo. Quindi possiamo, credo, con questo vostro applauso, anche veleggiare, ipotizzare l'anno prossimo. Noi per gennaio, perché noi chiudiamo l'anno sociale del progetto Venezie, il Circolo Veneto ha altre iniziative che continuano con cadenza, la scuola di formazione, gli acquerelli, la pittura, la mostra di fotografia, tutte cose che voi potete trovare tranquillamente nel nostro sito. E anche di questo devo ringraziare Manno, perché ci ha educato, o ci sta educando a utilizzare i social in maniera più pertinente. Quindi anche di questa educazione ti sono grato, perché molte persone dicono: ultimamente vediamo che il sito ci porta notizie fresche, puntuali e precise, che anche prima noi davamo, ma le davamo in maniera meno professionale. Quindi andiamo a lezione dal professor Manno, che ci sta indicando anche questa strada, però non lo applaudiamo adesso, lo applaudiremo a fine anno, vediamo i risultati, quanti folio abbiamo, quanti non ne abbiamo, ce la poi si monta la testa e non lavora più. Però dicevo, stiamo terminando e vogliamo iniziare il programma del 2024. Credo che stanno lavorando molto bene. Noi subito dopo l'Epifania faremo una conferenza stampa in municipio a Mestre, dove presenteremo il progetto, perché l'amministrazione mi ha fatto presente che ci tiene molto al progetto Venezia e vorrebbe che fosse inserito a pieno titolo tra le attività sempre promosse dal circolo. Non vogliono portarci via la paternità, sempre coordinate dal direttore che è Manno, ma che avesse una valenza tra le iniziative delle città in festa che hanno maggior spessore, e almeno una volta all'anno la presentazione del progetto annuale verrebbe fatta in municipio a Mestre. Noi siamo molto orgogliosi di questo, perché noi abbiamo 2 appuntamenti importanti. Allora, ne avevamo primo uno solo, uno relativamente al premio di pittura. Voi sapete che il premio di pittura a Mestre si conclude a novembre di ogni anno. Noi come Circolo Veneto acquistiamo il primo, il secondo, il terzo e il quarto premio con dei premi acquisti, e poi il primo premio lo regaliamo all'amministrazione comunale, che lo colloca all'interno della Fondazione Musei a Capesaro. Il secondo premio lo colloca all'interno del municipio di Mestre. Il terzo premio noi lo diamo normalmente al Laurenzianum. Il quarto premio di volta in volta decidiamo chi darlo. Adesso vorremmo trovare il sistema, ma non voglio anticipare molto, sapremo più avanti. Quando noi consegniamo il quadro al municipio, il sindaco ci tiene di fare la conferenza stampa di presentazione del premio Mestre e anche di ricevimento del quadro, che viene messo nella sala del consiglio e rimane in quella posizione per un anno. Dopodiché, l'anno dopo, viene sostituito da quello che vince. In questi giorni, se voi andate in provvederia, potete vedere il quadro del ragazzo, del pittore, che ha vinto il secondo premio, il cui quadro sarà collocato all'interno del municipio di Mestre per un anno. Questo riconoscimento che il sindaco ha voluto dare al premio Mestre si allarga adesso con un secondo riconoscimento che viene dato al progetto Venezie, che una volta all'anno potrà vedere la presentazione del programma presso la sede del municipio.
Credo che veramente sia un grande risultato. Credo di avervi detto tutto. Io non so se rimango fino alla fine e visto che ho la parola ne approfitto. Dovrei mandarvi a tutti gli auguri di Buon Natale, però dovrei spendere il bollo, eccetera. Approfitto adesso per fare gli auguri di Buon Natale con molto anticipo. So che sono il primo che ve li fa e quindi credo di essere veramente fortunato di essere il primo. Grazie. Lascio lo spazio al professor Manno, che merita veramente, ha meritato il vostro applauso, e poi alla fine meriterà l'applauso assieme alla nostra carissima amica che ci ha entusiasmato in queste nostre 3 conferenze. So che molte associazioni adesso ti stanno tirando per la giacchetta, mi raccomando, noi vogliamo avere l'esclusiva su Mestre. Grazie e buon lavoro a tutti. Siamo arrivati alla fine del progetto, siamo contentissimi e soprattutto per l'affluenza del pubblico che ci dà un riconoscimento, quello al quale noi teniamo di più. E devo dire che questo rush finale con queste presenze così numerose sono dovute anche all'abilità e alla perizia di Marina. Io devo dire una cosa, insomma, mi è capitato in questi mesi di essere fermato tante volte in giro per Mestre, negli autobus, nei bar, eccetera, e io dicevo, adesso mi vengono a fare i complimenti, invece facevano i complimenti a Marina Oizio perché dico, è bravissima, è coinvolgente, eccetera. Beh, questo lo sapevo, cioè, no? E in effetti è così, perché Marina studia tantissimo, ma non sembra. Ed è pericolosissimo perché riesce a darci le cose che lei conosce con una grandissima spontaneità, con una grandissima facilità, che magari qualcuno si può illudere che siano chiacchierate, così. Invece in realtà c'è, come abbiamo detto più volte, un lavoro di ricerca e di studio profondissimo e assiduo. Quindi veramente grazie per il contributo che ci hai dato e che ci ha consentito di raggiungere un obiettivo che è quello di fare delle conferenze, di organizzare degli incontri che siano alla portata del grande pubblico mestrino e di chiunque voglia venire. Questo era uno degli aspetti al quale tenevamo di più come circolo e anche personalmente. L'ultima conferenza è su San Martino. Avremmo potuto scegliere tanti altri santi. Basti citare San Marco, che andrebbe fortissimo, diciamo, nella zona in cui ci troviamo. Però San Martino ha, diciamo, presente 2 aspetti che fanno gioco e che convergono verso gli obiettivi del nostro progetto. Beh, il primo perché è un cavallo di battaglia di Marina, e ve ne renderete conto fra poco, per cui non voglio dire niente, anticipare nulla. Il secondo perché San Martino è un santo speciale, specifico, non saprei come definirlo, ma anche comunque molto particolare, perché a differenza di San Marco, che è un santo di bandiera, voglio dire, per Venezia, è un santo di bandiera, c'è tutta la sua storia che conosciamo. San Martino apparentemente non è che sia un personaggio eccellente, è un santo minore, no? Tra l'altro i santi noi sappiamo che vengono classificati a seconda diciamo, il giorno della loro ricorrenza è quello di solito quello del martirio, San Martino invece quello della sepoltura, è quello che viene chiamato un santo bianco, no? Ma San Martino però, pur essendo per esempio un santo francese, perché è morto e sepolto a Tours, è un santo diffusissimo e molto vicino al popolo. E quindi per queste ragioni estremamente interessante perché ci consente di riscoprire degli aspetti della cultura veneziana e anche e soprattutto anche di terraferma che magari andrebbero dimenticati, perché un altro degli obiettivi che ci proponiamo con queste conferenze è quello di arrivare a far capire che la storia non è qualcosa di passato, di trascorso, la storia è qualcosa che riaffiora, che riemerge. Vorremmo far capire a tutti che non siamo qui per celebrare niente, Venezia, Mestre, anche se ne parleremo, ma per
per far capire, per spiegare che parlare di storia significa far riemergere la storia nel presente e quindi avere un radicamento maggiore anche nei luoghi in cui ci troviamo. San Martino è famoso per la storia della divisione del mantello, no? Non voglio togliere materiali a Marina. C'è solo un santo che è fatto più di San Martino, San Francesco, che aveva un mantello, l'ha donato completamente. San Martino è più per la divisione equa della proprietà, no? Per cui, però è stato molto bravo, perché il suo gesto è un gesto straordinario, secondo me apprezzato anche dalla popolazione, dal popolo più comune, perché quell'alzare la spada e dividere il mantello significa usare la spada in maniera diversa. San Martino era un guerriero, faceva parte delle truppe speciali romane e quella spada che taglia il mantello è il simbolo della misericordia, è il simbolo della carità. San Martino soccorre i poveri, San Martino dona quanto possiede, metà, non tutta, metà comunque è molto, a chi ne ha bisogno. Forse non tutti voi sapete che San Martino è stato proclamato dottore della Chiesa a metà dell'Ottocento. E una delle ragioni per cui è stato proclamato dottore è che in lui si riconosce un commentatore della Bibbia, il commentatore della Bibbia che ha messo a punto l'interpretazione allegorica. Mentre di solito la Bibbia veniva interpretata letteralmente per quello che c'è sul testo, si inizia, no, in ambito cristiano a interpretare allegoricamente la Bibbia, quindi a vedere un episodio e vedere altro, no, in quell'episodio. Ebbene, il povero che riceve metà del mantello di San Martino, allegoricamente, e questo lo dice anche la tradizione, non è altro che il Cristo. Quindi San Martino è l'allegoria del fedele che con il suo esempio, con la sua donazione, aiuta la figura stessa di Cristo che soffre. E proprio per questo, ritornando al discorso di prima, è estremamente attuale, perché ci porta sul discorso del soccorso ai poveri e della carità ai poveri. Non voglio togliere niente a Marina e quindi le passo subito la parola, anche perché so che ci dirà delle cose straordinarie su una canzoncina su questo santo. Grazie, arrivederci. Anticipare troppe cose, vabbè, ti giustifico. Vai. Ottimo, vado col solito sistema? Magnifico. Allora, come mi sentite? Bene? Ok. Allora, come giustamente Antonio ha presentato l'argomento, San Martino è un personaggio molto particolare, ma per capirne la grandezza bisogna un attimo andare indietro nel tempo. E quindi evviva San Martino, benissimo, ci sta, però ci necessita una presentazione storica piuttosto tosta. Perché? Allora, guardate intanto questa piantina. Questa è tratta dal libro di Miozzi, che è l'ingegnere famoso che ha ricostruito il campanile di San Marco, il quale ha fatto 4 volumi molto interessanti parlando anche della laguna veneziana ed afferma che la laguna veneziana è nata nel 6000 a.C., dovuto all'afflusso dei vari fiumi, Piave, Tagliamento, Sile, eccetera, e questo andamento dei fiumi con il contrasto della marea crea quei famosi lidi di sabbia, Malamocco, Lido di Venezia, bla bla bla. Ecco, allora noi dobbiamo partire per forza da qui per capire l'importanza che San Martino ha avuto nella storia di Venezia. Voi sembrerà assurdo, però se non si conoscono le storie antecedenti
di San Martino non possiamo solo ricordare Viva Viva San Martino oppure il cavallo di Pastafrolla. Ecco, allora, su questa laguna che crea questi cordoni sabbiosi, cosiddetti scanni, ci sono delle popolazioni autoctone che sono in grado di gestirsi molto bene. Inoltre, tra il 1300 e il 1136, purtroppo la storia non può essere tagliata a fette come una torta, abbiamo la famosa caduta di Troia. Quindi c'è tutta una migrazione che dalla parte sud va verso quella che noi chiamiamo oggi Italia. E quindi i cosiddetti Eneti, Enea, vanno appunto verso le parti italiane. Certi si fermano a Roma, territorio diciamo della futura Roma, altri invece vanno appunto verso la parte venetica, quindi verso le nostre lagune. Questa popolazione che già esisteva era una popolazione, direi, in gamba, e con l'aiuto anche di queste nuove venute comincia a trattare commercialmente con le grandi entità economiche e politiche dell'epoca, quindi Etruschi, Celti e Greci. Ma arrivano anche i Romani, ovviamente, arriviamo al 200-300 a.C. e i Romani fondano anche delle città attorno al cosiddetto, chiamiamolo litorale, cioè la zona che non è lagunare ma vicina alla laguna. E proprio Marziale e Tito Livio ricordano che questi terreni erano eccezionali per allevare i cavalli. Perché avete presente la Camargue in Francia? Cioè i terreni cosiddetti sabbiosi o le dune sono adeguati per creare una maggiore muscolatura ai cavalli, perché è un terreno soffice ma che impegna l'animale a cavalcare in un certo modo. Ma non solo, avete presente il nome di Jesolo, no? Credo. Allora, da che cosa deriva Jesolo? Deriva da equilium, cioè da cavallo, per non parlare poi di cavallino, che mi sembra ancora più evidente. Quindi questo, diciamo, allevamento era fondamentale nel periodo antecedente, cioè nell'avanti Cristo. Cosa succede però? Che queste persone non solo allevavano questi animali molto utili perché sono periodi di guerre, di scontri, e quindi i cavalli erano molto utili, ma anche perché coltivano i loro ortaggi in queste terre, in questi posti, e poi sviluppano la pesca, la caccia e soprattutto l'estrazione del sale, che il sale era fondamentale, ne abbiamo parlato anche nella precedente lezione, cioè il sale era praticamente un prodotto prezioso, tanto che il termine salario deriva perché? Perché i romani davano un pugno di sale in compenso ai soldati, e da cui appunto ti pago con il sale, da cui salario. Ma interessante è anche quello che ci lascia questa piantina, è una piantina del 1300, è la prima piantina molto precisa di una Venezia che poi si svilupperà, ma non è la Venezia che intendo io mostrarvi al momento, però è originale in quanto, come vedete, è a testa in giù. Cioè è una posizione verticale della pianta di Venezia. Cioè se voi guardate sembra un pesciolino, partite dall'alto, pesciolino che si ingrossa nella parte finale. Di solito invece il tutto viene in parte verticale. Ma questo ci può interessare fino a un certo punto. Quello che mi interessa è farvi notare che probabilmente quello che si trovava su queste, diciamo, insule vicine all'entroterra veneziano erano così formate, cioè come vedete case molto semplici, legno, tetto di paglia, la chiesa con il campanile e una descrizione molto precisa ce la fa un certo personaggio. Quando? Quando incominciano le cosiddette invasioni barbariche, nel senso che queste invasioni barbariche che iniziano attorno al 452 d.C., e quindi chi non ricorda il personaggio di Attila,
ecco, oppure Odoacre, Teodorico. Ma i romani, pur sottomessi a queste popolazioni barbariche, hanno un ministro che si chiama Cassiodoro. E Cassiodoro, persona molto intelligente e astuta, cosa fa? Si mette a disposizione di queste gens nuove, cioè di questi barbari, chiamati così sia dai greci che dai romani, perché non parlavano né la lingua, tantomeno avevano le stesse abitudini, quindi erano persone al di fuori di quello che era il canone comune. Allora, questo Cassiodoro descrive siamo nel 537 d.C., in una lettera, descrive quello che lui nota di queste popolazioni, e a prescindere dal fatto di queste case modeste, delle saline, ma soprattutto, e lo vedete sulla vostra sinistra, c'è una barchetta nera, ed è quella che impressiona Cassiodoro, perché dice: ma guarda, fuori di solito nelle campagne abbiamo il cavallo attaccato alla porta, in questo caso invece abbiamo la barca, perché fa capire che l'attività di queste popolazioni, che ormai cominciavano ad avere un prestigio economico e anche una certa autonomia, era basato proprio nel commerciare per mare e anche per i fiumi, e quindi la barca era più fondamentale del cavallo alla fin fine. Dopo, purtroppo, arriva un brutto momento. Voi direte: perché brutto? Perché arrivano i bizantini. Bizantini, per carità, una civiltà eccezionale, molto presenti, vengono dal mondo orientale e arrivano in quel di Ravenna, e il loro rappresentante viene chiamato esarca. Esarca vuol dire capo, quindi rappresentante dell'imperatore bizantino in Italia, e come sede Ravenna. Purtroppo però in quel periodo, siccome coloro che volevano e desideravano un posto di prestigio in Italia come rappresentanti dell'impero bizantino, avevano pagato il famoso suffragium per ottenere le cariche. Quindi quando arrivano in Italia, che fanno? Cominciano a dare tasse a go-go a tutti gli italiani, cioè a tutti quelli che erano vicini nel loro territorio, e quindi il loro dominio non viene ricordato certamente positivamente dagli italiani, viene solo ricordato per le bellezze che ci hanno lasciato, come Sant'Apollinare Nuovo, che vedete qui, che è una chiesa all'esterno semplice, infatti si chiama stile esarcale, da esarca, poi all'interno però è ricchissima, come vedete, di mosaici con la doratura, eccetera. Questo perché, ve lo dico, perché Venezia, le prime chiese, pensate a Torcello, pensate a Santa Fosca meno, ma Torcello e altre, praticamente Venezia si rifà a questo stile esarcale, il quale non solo era semplicità esterna e invece ricchezza interna dell'edificio, ma aveva anche una pianta diversa da quello che era impianto romano, cioè l'aula romana della chiesa romana era molto più larga e meno lunga, mentre questa esarcale è più stretta e più lunga. Quindi uno stile particolare che però a Venezia piace. Ovviamente dopo i bizantini subentrano i Longobardi. I Longobardi, quali sono stati per anni mercenari dei bizantini, quindi conoscono molto bene l'Italia, sanno come arrangiarsi, e il re Alboino ci mette poco per conquistare l'Italia e dividerla in due parti: la Longobardia con capitale Pavia e la Romania con capitale Ravenna e anche l'Esercato. Ed è qui il momento fondamentale per la nostra storia di San Martino. Qui vedete una bellissima donna che è la regina Teodolinda. Teodolinda che fa? Teodolinda, regina dei Longobardi, crea a Monza la sua capitale estiva e soprattutto cristianizza i Longobardi. Ma intanto però gli abitanti delle zone vicine alla laguna cominciano a temere queste invasioni barbariche, e questa cristianizzazione da parte di Teodolinda, insomma, pone anche
dei problemi. Quindi cosa succede? Che incominciano quei lenti movimenti migratori che partono dalle città del litorale, quindi Altino, Aquileia, e si spostano nelle isole più vicine, e cioè Torcello, Burano, Murano, Mazzorbo, Malamocco. Praticamente questa è la prima Venezia. La seconda è quella che poi invece conosceremo con la forma del pesce, ma la prima Venezia è questa che abita in queste isole. Tanto che cosa succede? Che alla fine i Longobardi, nonostante la cristianizzazione, però sono sempre, diciamo, un po' così temuti. Inoltre conquistano anche Ravenna e quindi c'è un movimento migratorio che non solo dal nord parte, ma parte anche dal sud, da Ravenna. Quindi nelle nostre isolette appena citate, Torcello, Murano, bla 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 bla, cosa accade? C'è una concentrazione di popolazioni molto diverse, da quelle autoctone a quelle esarcali, quindi con origini bizantine, a quelle longobarde cristianizzate e via via dicendo. Allora accade una cosa particolare. E qui succede un fatto. Queste isole vicino alla gronda lagunare, quindi Torcello, Murano, eccetera, non sono più sufficienti per ospitare tutti coloro che migravano dal nord e dal sud. E quindi cominciano anche a prendere spazi in quella che sarà appunto la Venezia che noi stiamo cercando di conoscere in questi nostri incontri, cioè la seconda Venezia, quella appunto con la forma del pesciolino senza testa. Tanto che alcuni longobardi si fermano in questa zona, non so se riuscite a focalizzarla sufficientemente, ma è la zona vicino all'Arsenale, quindi la zona dove c'è la chiesa di San Martino. Ecco, San Martino, finalmente arriviamo al clou, cioè al motivo del nostro incontro. Perché San Martino? Siamo nel 700 d.C., ancora Venezia, cioè la Civitas Rivoalti, non esisteva perché nascerà nell'810. Ma come mai in questa zona vicino all'Arsenale e quindi pensate voi vicino anche alle parti più lontane, quindi verso i porti, verso il mare, si crea appunto una chiesa semplicissima e verrà dedicata a San Martino? Perché San Martino con quello che è stato il suo docente, il suo maestro, San Ilario, vescovo di Poitiers, e poi Sant'Ambrogio, erano i santi più venerati dai Longobardi cristianizzati. Quindi voi capite che la storia dei Longobardi è fondamentale per arrivare alla situazione e alla conoscenza di San Martino in Venezia e non solo in Venezia. Allora, cosa succede? Che di San Martini ce ne sono però tanti. Non c'è solo San Martino di Tours, ce ne sono altri 4. Li conoscete? No. Allora, uno è San Martino di Braga, vissuto nel 500 d.C. Nacque in Ungheria, cioè la vecchia Pannonia romana, dall'Ungheria si trasferirà in Palestina, poi andrà in Spagna, Portogallo, fonderà monasteri, bla 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 bla, e rimarrà famoso proprio per i suoi numerosi scritti. Altro invece è San Martino di Vertot, il quale aveva fondato anche lui un monastero. Altro interessante, e qui guardatelo bene, è questo San Martino de Porres. Di che colore ha la pelle? Allora era mulatto, perché questo qui nacque esattamente a Lima, in Perù, nel 1500 e già a 15 anni si fece domenicano e diede tutta la sua forza e la sua fede per, guardate il retro della foto, si vedono delle persone distese a letto, quindi per i malati, e vicino a lui c'è una scopa, un piatto
e degli animali. Perché? Perché lui accettava di curare i malati, di dar da mangiare agli animali, ma anche di ramazzare per terra se era necessario, contrario di quelle che erano le regole che abbiamo parlato poi durante la conferenza sulla tavola. Oltre a questo personaggio, entriamo finalmente vicino al nostro San Martino di Tours, ma prima ancora va nominato un altro, che è San Martino I Papa. Allora, questo fu Papa attorno al 600, era contrario a quanto Bisanzio, diciamo, nel periodo considerava la religione cristiana, infatti ci sono state molte alternanze tra paganesimo e cristianesimo. Insomma, alla fine sto povero Papa, Martino I Papa, ebbe dei supplizi indicibili, inenarrabili, perché fu catturato, fu legato alle catene, martirizzato sotto tutti i punti di vista. L'altro invece, che finalmente ci arriviamo, è il nostro protagonista, è San Martino di Tours. Qui lo vedete nel momento in cui l'imperatore Giuliano, che è quello che succede all'imperatore Costantino II, lo crea cavaliere. Allora, San Martino di Tours era figlio di un tribuno militare romano. I tribuni militari sono stati i primi, virgolette, governanti delle nostre lagune e quindi avevano una carica non da poco e quindi segue quello che era il lavoro del papà, quindi diventa un soldato. Ma già a 18 anni comincia ad avere delle perplessità, tanto che, nonostante nominato cavaliere, ben presto abbandona le armi, come vedete in questo dipinto. Ci rinuncia, diventerà discepolo appunto di Sant'Ilario, ma intanto c'è anche la crisi ariana, cioè, che lui ovviamente combatte, ma non è facile, e si rifugia quindi all'isola di Gallinara, che è quell'isola che sta tra Alassio e Albenga, cioè nella parte di ponente della Liguria. Allora lui intanto si stabilisce lì. E qui c'è un episodio che è uno dei più narrati di San Martino, che è la sua famosa messa. Io vi invito solo a guardare quella specie di palla rossa che sta sopra il capo di San Martino. Perché? Qui è il momento in cui viene sottolineata la sua carità, il suo amore per i poveri. Infatti, appena appunto entrato nel mondo religioso, doveva celebrare messa, ma fatalità, finché si preparava con gli addobbi normali, la pianeta, la tunica, un povero si presenta davanti a lui e non è il povero del taglio del mantello, quello verrà dopo. Un povero si avvicina e lui cosa fa? Aveva sta bellissima tunica e sta pianeta, dice prendila e così ti riposi, sì, ti scaldi e stai tranquillo. E quindi si trova praticamente con abiti modestissimi a dover celebrare messa. Tanto che il sacerdote responsabile dice, no, queste condizioni proprio non mi sembra il caso, ma visto che hai voluto fare il bravo, cioè hai voluto dare la tua veste al povero, ti vesti come credi, e cioè con 4 abiti orribili, corti, brutti, eccetera. A San Martino non gliene può fregare nemmeno, tanto che celebra la messa con questi modesti abiti, però si capisce che lui è un personaggio riconosciuto dal superiore. Ecco la palla di fuoco che c'è sopra di lui. Poi diventerà vescovo di Tours, morirà a 81 anni e la festa che appunto ricordiamo è quella dei suoi funerali, e cioè l'11 di novembre. E sarà un santo molto amato proprio dal popolo, perché lui sarà sempre presente e vicino al popolo e ai poveri. Pensate che in Francia ci sono 4.000 chiese intitolate a San Martino, non sono poche. E poi vabbè, Germania, Russia e anche Italia. Inizia anche la festa di San Martino, tanto che Sulpicio Severo, che era uno storico scrittore romano, cristiano, scrive la vita di San Martino e lo definisce il 13° apostolo.
Nel mosaico della chiesa di Torcello, che penso tutti voi conosciate, qui purtroppo non mi è riuscita bene, portate pazienza, ma comunque con i 4 dottori della chiesa, e cioè Ambrogio, Agostino e Gregorio, al posto di San Girolamo invece troviamo San Martino, perché incomincia ad avere un ruolo non da poco nella storia. E che cosa accade? Accade che nasce la leggenda di San Martino, quella che appunto a 18 anni, stanco e stufo di questo mondo romano che si basava solo sulla guerra, incomincia a essere perplesso, trova questo povero seminudo in una giornata fredda, taglia con la spada il mantello. Qualcuno si è fatto anche una risata perché dice: perché non gliel'ha dato tutto? Cioè solo metà, poteva darglielo anche tutto, ma vuole dimostrare che teneva anche a quello che era il ruolo che ancora lui aveva. Era un soldato romano, non era ancora cristianizzato, e quindi taglia il mantello e lo dà al povero, e qui nasce tutta la leggenda del Martino che taglia la clamide. La clamide era appunto questo mantello corto di stoffa all'interno con una pelliccia di pecora, usato dai soldati romani e dai soldati greci. Anche questo è un dipinto molto bello di El Greco, dove appunto si vede San Martino che dà il mantello metà al povero. Ma come mai San Martino è tanto amato non solo di Venezia, come vedremo, ma anche in altre parti? Siamo arrivati al dunque, cioè c'è stata tutta una storia antecedente dove i Longobardi cristianizzati avevano appunto fondato una semplice chiesetta nella zona vicino all'Arsenale. La chiesetta col tempo si trasformò e divenne quella che voi vedete. Questa è stata eseguita nel 500, dopo vari incendi, da Jacopo Sansovino. Riuscite a focalizzare alle 2 estremità, sinistra e destra, che ci sono 2 statue piccoline? Le vedete? Proprio dove c'è l'arcata? Ecco, allora, quelli sono San Martino di Tours, cioè il nostro protagonista, e San Martino primo Papa. Perché? Perché uno è festeggiato l'11, cioè il giorno del suo funerale, quindi San Martino il nostro protagonista, e San Martino primo Papa invece è festeggiato il giorno dopo, il 12 di novembre. Tanto che a Venezia incominciano i detti su San Martino, e il primo è questo: se passa da un San Martin a st'altro, perché si faceva festa dall'11 fino al 12. Poi il fatto che San Martino avesse tagliato il mantello e che subito dopo ebbe un sogno dove vide Dio con la metà del suo mantello. Allora appunto dice: oh mamma, qui forse c'è qualcosa di particolare della mia vita, e quindi ci pensa, ed è così che poi il giorno dopo vede che il clima è cambiato, non è più freddo come quando lui diede metà del mantello al povero, ma è più caldo, è più tiepido, la famosa estate del San Martín. E da qui nasce l'altro detto, estate del San Martín, che dura 3 giorni e un pochettin, perché insomma dipende da come va il tempo. Ma la tradizione poi della piccola chiesetta, con la chiesa poi verrà, come vi dicevo, modificata. Vedete però che io volutamente questa foto vi presenta sto ponte, è il ponte dei Pennini. Allora, i Pennini non sono i pennini con i quali si scrive. I pennini sono le zampe degli agnelli, dei maiali, i quali venivano alessati, ed nei pressi c'era una specie di rosticceria che funzionava alla grande, perché gli arsenalotti finivano di lavorare, le mogli finivano di lavorare nel patriziato, cioè tra la nobiltà, e quindi qualche volta insomma trovare un piatto caldo, grasso quanto volete, però nutriente, male non faceva, e quindi era un aiuto. Ecco perché si chiama Ponte dei Pennini.
ma accanto alla chiesa di San Martino c'è anche una scuola devozionale, sempre dedicata a San Martino. E la scuola non è da dimenticare perché nel 1365, se non mi sbaglio, fu appunto fondata e possedeva le reliquie di San Martino. Voi sapete che le reliquie sono fondamentali perché sono oggetto di traffico, sono oggetto di scambio, cioè io ti do una reliquia e tu mi dai i soldi. Allora cosa accade? Che visto che la chiesa ormai era rovinata, fatiscente, la scuola di San Martino, che possedeva, la scuola, non la chiesa, la scuola, possedeva 3 reliquie di San Martino. Allora, un dito, un pezzo di tunica e una tibia. Cioè la tibia, insomma, è più bella grande, no? E quindi cosa fanno? La vendono alla scuola grande di San Giovanni Evangelista. E questi danno i soldi pur di avere la reliquia e quindi con questa entrata economica verrà costruita la chiesa di San Martino nuova, quella di Jacopo Sansovino. Ma la scuola dice, vabbè, io ti ho dato la reliquia, tu mi hai dato i soldi, ma qualcosa voglio anche in cambio, bene o male, perché i soldi d'accordo, ma ti ho dato una cosa preziosa. Allora pretende che la scuola grande di San Giovanni Evangelista vada in processione solenne ogni 11 novembre da San Giovanni Evangelista, sapete bene dov'è, no? Ecco, pensate che tutti in processione vadano fino a San Martino, cioè fino all'Arsenale. Col freddo, con l'acqua alta, con la pioggia. Per un certo periodo la scuola grande di San Giovanni Evangelista dice vabbè dai, facciamolo. Poi all'inizio del Settecento dice ma era meo cucù, non lo facciamo più. E quindi anche questa decade. La scuola viene anche ricordata con questo bellissimo bassorilievo che per fortuna è ancora in ottime condizioni, dove si vede appunto il santo che con la spada sta tagliando il mantello. E adesso iniziamo la parte più ludica, perché a me interessava presentarvi come e il perché questo santo, a differenza d'altri, diventa così fondamentale nella vita della città, tanto che la festa di San Martino, che risale al 1200 come tradizione, diventa una delle feste fondamentali della storia della città. Faccio un inciso. Venezia ha creato tante feste, più di 40, ma dovevano essere feste che ricordavano eventi storici della città, dove tutti assieme, i nobili, i borghesi, il popolo e via dicendo, quindi tutte le categorie sociali, potevano partecipare allegramente alla festa che però era un ricordo di un fatto storico realmente accaduto. Quindi che sia festeggiato San Martino, sto santo così, insomma, per carità, è entrato per caso in questa situazione, è una cosa eccezionale, tanto che appunto viene riconosciuto, anzi la festa viene riconosciuta come una delle varie feste di Venezia. Allora, continuando, voi vedete qui un venditore di pesce, un bellissimo dipinto, perché? Perché il pesce era il mangiare dei poveri. Ne abbiamo già accennato con la storia della tavola. Ma il giorno di San Martino, che era il giorno in cui si raccoglievano tutti i raccolti, scusate il gioco di parole, ma insomma si raccoglievano dalla terra, c'era il vino che da mosto si trasformava appunto in vino, c'era il momento di chiusura delle attività per affrontare l'inverno. E allora nella festa di San Martino, che di solito i poveri mangiavano pesce durante la giornata, perché all'epoca si poteva pescare nei vari rii interni alla città, ora vi sconsiglio perfino di metterci un piede dentro perché non vale la pena, allora invece del pesce si mangia carne. E qui era una goduria, tanto che c'è questa cantilena del 1500, la trovate riportata dal Molmenti, e dice così, attenzione perché è un antico dialetto veneziano.
benvenuo sia Martignum, che si allegra tutti quanti, e misser, Madonna, i santi e ogni altro compagnum. Benvenuo sia Martignum. Ognun triunfa, bevi, magna, ben formaio, bon frutaia, de bon carne, bon lasagna, bon gaina e bon capon, e benvenuo sia Martignon. Tutti vade notte intorno, magna e bevi in fine asurno, e cantando su una curno da minespola e marò. Quindi voi capite che i poveri finalmente mangiavano di tutto e di più, e non quello che era il quotidiano, e cioè il modesto pesce oppure la famosa zuppa di fagioli che era ricca di proteine. Quindi finalmente in questa giornata dove si chiudono le parentesi autunnali e si affronta l'inverno, c'è un cibo migliore. Ma non solo. San Martino chiaramente indica anche l'arrivo dell'autunno, del freddo, la fine dei raccolti, e si raccoglie di tutto, dalla carne, dal maiale, gli insaccati, diremo oggi, ma anche il vino, tanto che ci sono vari modi di dire sul vino per San Martin. De San Martin ogni mosto è bon vin, e ciò si trasforma e va bene. De San Martin il mosto va in vin. De San Martin se spina la botte del bon vin. Quindi carne e vino, più di così che cosa volevate? Cioè, magnifico, no? Quindi si mangiava, si beveva e delle volte forse anche troppo. Tanto che nasce un altro proverbio. Da San Martin a Nadal tutti i poaretti sta mal, perché mangiavano troppo e non erano abituati a mangiare così. E poi si spendevano molti soldi per queste feste nei campi, nei luoghi vicini alla chiesa di San Martino. E quindi nasce anche un altro detto. San Martin è il più bravo pearin, perché costava e tirava fuori i soldi dalle tasche. Altra cosa interessante è anche che i pescatori, anche loro, cominciano a non andare più fuori perché fa freddo, ci sono le mareggiate, e quindi incomincia a soffiare anche il famoso libeccio, che è il vento che viene da sud-ovest, che in dialetto viene chiamato il garbin. Infatti, se che vento il dì di San Martin, tutto il mese se vento de garbin, e quindi è meglio stare a casa e non uscire in barca. Poi, de San Martin l'inverno se in camin, cioè comincia a far freddo, stiamo a casa. De San Martin se veste il grando, ma anche il piccenin, e quindi va tutto bene. E qui cominciano a San Martino le prime nebbie e anche qualche volta le prime nevicatine. E non si può non ricordare attraverso questo splendido dipinto di Ippolito Caffi una poesia che tutti noi abbiamo imparato a memoria, perché all'epoca bisognava impararle a memoria, di Giosuè Carducci. La nebbia ti coglie, piovviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar, ma per le vie del borgo, dal ribollir dei timi, va l'aspro odor dei vini, l'anima a rallegrare. Bravi, avete una memoria eccezionale, complimenti. Allora, però ci sono anche dei versi più antichi e meno noti, che confermano però quanto abbiamo appena detto. Questi dicono: questa se è a sera bea, che sta in canton del fogo, coi maroni attorno attorno, e con bombo son de vin, farghe viva San Martin. Benedetto sia quel santo che ne viene una volta l'anno, col sotto bariel de pano, con una rosa da maschin, e viva viva San Martin. Come capite, il concetto è sempre quello. Ma è importante anche il fatto che l'11 di novembre è il momento in cui si rinnovavano i contratti. Quindi se uno aveva il contratto rinnovato, benissimo, ma se non era rinnovato doveva fare trasloco, doveva andarsene. E quindi far San Martin non era fare festa, ma far massaria, cioè traslocare, perché se il contratto non veniva rispettato bisognava andarsene, fine del discorso. Altra cosa interessante di una
di un testo di una mia carissima amica e maestra, che è la Giannina Piamonte. Ecco, grazie, mi fa piacere che abbia detto a cara, perché per me è stata carinissima. Lei scrive in un libricino, tutto scritto in dialetto veneziano, che il giorno di San Martino, a partire dal 1869 fino al 1947, era festa nazionale. Perché? Perché Vittorio Emanuele III era nato l'11 di novembre. Quindi immaginate voi l'importanza che questo santo assume. Ma assume anche l'importanza nella pasticceria, no? E vengono i famosi cavalli di San Martino. Attenzione però, perché i cavalli di San Martino, fatti così, a parte la cotognata che è più nostra, con le mele cotogne, poi si fa la marmellata, si fa lo stemmino, quello che volete, ma questa forma del cavallo di San Martino era stata, diciamo, è stata creata dai pasticceri svizzeri. Allora, questi signori erano pasticceri della parte dell'odierna Saint Moritz, cioè del canton dei Grigioni. Allora, loro creano questo cavallo di pasta frolla che poi verrà decorato, come vedete, in tutti i modi, eccetera, però questo suscita l'invidia dei nostri scaletteri. Scaletteri, vi ricordate, sono i pasticceri veneziani, perché facevano come prova tra le varie, per passare da garzoni a maestri, dei dolcetti fatti a scalette, quindi scaletteri. Questi qua chiaramente cominciano a guardare sti pasticceri svizzeri in maniera certo non gradevole e si arrabbiano, e ci sono anche testimonianze in archivio dove appunto ci sono delle proteste da parte dei nostri scaletteri contro questi pasticceri svizzeri. Tanto che alla fine della Repubblica i Grigioni, a causa appunto di queste situazioni non facili, devono abbandonare la città di Venezia e se ne vanno via, con somma gioia dei nostri scaletteri. E guardiamo questa immagine che è dello Zompini, il quale, lo conoscete, no? Spero, lo Zompini, è quello che ha scritto Le arti che vanno per via. E lo stesso Zompini dice: era permesso e privilegio alla nazione dei Grisoni il vender bussolai ed aver botteghe in qualsiasi canton della città. Quindi lo stesso Zompini, che ci mostra tutti i mestieri che c'erano in Venezia, ci sottolinea che questi grigioni svizzeri erano diventati i protagonisti, virgolette, pasticceri di Venezia. Però, con questa bella immagine, che è quella anche che Antonio ha scelto per il manifesto, che a me piace tantissimo, ricordiamo però che non solo a Venezia si festeggia San Martino. Allora, San Martino è anche patrono di Belluno. La città di Agordo, che forse qualcuno di voi conosce perché insomma sono le nostre montagne, allora pare che, secondo la leggenda, perché voi sapete che le leggende abbondano, però un fondo di verità forse anche c'è, allora secondo una leggenda un ragazzino di nome appunto Agordo stava per essere sommerso dalle acque di un lago che c'era appunto ad Agordo. Allora San Martino cosa fa? Risucchia quest'acque dalla conca di Agordo e il ragazzino Agordo appunto si salva. Quindi come vedete ci sono legami non solo con Venezia ma anche con tutto l'entroterra. Tanto che, questo ve lo dico perché me l'ha detto una di montagna, anche loro hanno le loro filastrocche. Ad esempio, San Martin dalle Nosee, nel tante, capite che è leggermente diverso il dialetto, delle bee, me pien un sacchettin, viva viva San Martin. E qui compare un altro termine, è il sacchettin, perché è quello che in genere si chiede per avere il dolcetto, per avere il soldino e così via. Ma non solo, lasciamo stare questo. Allora, molti anni fa, scritta a mano da una signora che mi seguiva, e siamo nel 1999,
questa signora mi manda questa letterina dove mi racconta, mi scrive quanto suo suocero ricordava che appunto con il loro sacchettin le signore di Castello partivano da Castello e andavano fino alla stazione per ricevere qualche cosa dentro a questo sacchetto che poteva essere sia cibo sia denaro. Però ci poteva essere anche, questo è un dipinto infantile però è molto bello, il giorno di San Martino, come la nebbia, ci poteva essere anche la neve. E c'è una poesia di Riccardo Selvatico, di cui vi leggo solo alcune strofe perché è lunga, che però ti dà l'idea di quello che era il momento dell'inverno che sta per arrivare, quindi la gioia del focolare. Parona, la casca, la varda che fiocchi, la casca, la tacca, la vien a balocchi. Da basso il campieo, la varda che coisso, co bianco, co beo, e par una torta, da seno che mora, con tutta la giassa che sbrodola fora. E il posso de meso, oh caro, un budin, coverto più io de zucchero fin. Quindi vi dà l'immagine un attimo di come la neve addolcisca anche gli ambienti veneziani. E alla fine, vi leggo solo l'ultima, dice: oh Dio, ma che sgrissoi, divento un sorbetto. Parona, coremo, fichemos in letto. E questo vi fa capire il dolce finale. Ma, allora, San Martino, che abbiamo la gioia finalmente che alcuni insegnanti, le quali li ho anche fermate per strada, perché mi ha fatto molto piacere il lavoro che hanno fatto con i loro ragazzi. Comunque, a San Martino si cantava anche questa canzonetta che dice, vi leggo sempre alcuni passi perché sennò sono troppo lunga. O che odori da brisioe, quindi la carne, e se grasse che ecoa sotto il camin, viva viva San Martin. O che odori da pignata, se manien be prove ne fassa, se ne die de quel buon vin, canteremo volentieri San Martin. Ista casa ghese tutto, dal salame, dal prosciutto, dal formaggio piacentin, e viva viva San Martin. Altro, che continua sempre la stessa canzonetta, dice, se non avete da darne niente, ma disemelo prestamente, che andremo via di qua, Dio ve daga sanità. Ma se non davano niente, rispondevano in due maniere. Scusatemi, ma il testo è questo. Allora, una diceva, più dolce, fai attenzione, che siamo tanti e che avemo fame tutti quanti. Ste attenti a non darne poco, perché se no stiamo qua un bel tocco. E questa è insomma, si accetta. C'è l'altra. Tanti ciodi che sei in sta porta e tanti diavoli che ve porta, tanti ciodi che sei in sto muro e tanti bruschi che ve vegna sul... e che mora anche il Porseo, così sei in bianco completamente, cioè alla fine capite che se non davano niente era così. Ma nel 1700 nasce un'altra canzonetta. San Martino campanaro suona tu. Allora, questa era una canzonetta nata nel 1700 in Francia. Perché? Perché erano facili le note e quindi era il primo approccio che un ragazzino faceva con uno strumento musicale, che fosse pianoforte, chitarra, quello che è. Ma se pensate alle note, San Martino, poi si torna indietro, campanaro, quindi era facile. Le parole però verranno solo create alla fine del 1800 e questa è un'altra che purtroppo è un po' dimenticata. Ma arriviamo a quella che cantano i nostri ragazzini per le strade adesso. E qui arriviamo a un dunque, mica da poco. Allora, loro cantano questo. San Martin si andò in soffitta per trovare a Sonovissa. Sonovissa no che c'era. San Martin si andò per terra. E con il nostro saccatin ve cantiamo il San Martin e là cominciano a sbatacchiare le pentole e tutto il resto.
Allora, come si può spiegare che un santo, San Martino, abbia una fidanzata? Cioè, è improponibile. Allora, quello che cantano i nostri ragazzini, che purtroppo non è la vecchia tradizione, ma è una filastrocca che nacque a fine Ottocento nel sestiere di Castello. A Castello viveva un uomo un po' anzianotto, di nome Martino, che con troppa animosità corteggiava le giovani. Una di queste, ovviamente per denaro, cede alle tentazioni del vecchietto. Sto vecchietto però non era tanto scemo. Un giorno decide di andarla a trovare fuori orario e porca miseria, la trova assieme ad un altro. Ed è lì che appunto la frase dice: San Martin se andà per terra, perché ha fatto un colpo nel vedere che quella che lui considerava la sua fidanzata se ne stava con un altro, e anzi la volgarità è che andò col cul per terra, nel senso che proprio non ce la faceva più. Allora, questa filastrocca che viene cantata oggi è quella meno appropriata rispetto alla storia di San Martino, perché molto più belle sono quelle che vi ho appena citato. Ma, e concludiamo, questa filastrocca di fine Ottocento si conclude così, e questa la conclusione la trovo molto carina. Signora Lucia, e affassa presto, che il gaico ne viene addosso, cioè comincia a essere freddo, c'è la nebbia, e ne viene addosso sul scarsein, cioè col freddo spendiamo soldi per prendere qualche vivanda che ci dia calore. E alla fine conclude così. Signora Lucia, sveglia, se San Martin, e viva San Martin! Bene, vi ringrazio, approfitto come ha fatto il carissimo dottor Cesare Campa, vi faccio anch'io in anticipo gli auguri di Natale, di buone feste, e credo che ci rivedremo, va bene? Grazie. Anche a nome vostro, Voglio una oltre foto. all'applauso, e a nome del professor Manno, dobbiamo consegnare questi. Ma perché? E mi hanno detto, devi assolutamente prendere dei gigli bianchi, perché lei ama i gigli bianchi. È vero. Quindi Questo è Antonio, questo è Antonio. Vai, io sono senza parole. Posso? Certo. Grazie. C'è una foto del professor Manno, ci discutiamo un attimo. È vero. Ma Se vede non viene fuori la foto bene. no, aspetti. Ecco qua. Venga. Antonio? Ok, grazie. Grazie mille, non me li aspettavo.